senza mascherina. Da dove arrivate? Noi da Oliena. Oliena? Sì. Ok, siete per la prima volta? Sì. Sosturismo dentale! Ciao ragazzi, oggi siamo nella bellissima città di Milano e ora stiamo andando con Vasi all'aeroporto per incontrare i nostri pazienti. In questo viaggio ci sono tantissime persone che vengono per la prima volta, quindi siete anche voi per la prima volta? No, ecco. noi seconda. No, vabbè, e i signori per la seconda, ma la maggior parte sono per la prima volta e diciamo sono un po' stressati, ma ora andiamo a rilassarli un pochino. Siamo tutti qui per aiutarci uno con l'altro. Viaggio, cavoli, bravissimi, perché proprio non mi aspettavo neanche che voi eravate qui. Sono arrivato col treno, Sei pronto? prontissimo. Sempre, Vai. lo sai. Sì, dovevo visitare la cantina perché sono anche, diciamo, un amante del vino. Oh, ragazzi, quelli che venite in Moldavia per la cantina, mi raccomando, nel primo viaggio non dovete avere grandi aspettative perché noi vi teniamo soltanto in clinica, poi non vi lasciamo andare. Un 5? Ciao! Sognar tra i tuoi baci. C'hai gli occhiali storti come io, guarda, tutte e due. Come ti senti? Benissimo. Bene? Sì, sì, sì. Stai sorridendo? Sì, certo, Dai, certo. sorridi in Non camera. si vede, però sorrido. No, organizzatissimi, veramente in gamba. Dai, bravo. Ciao. Allora, ora stiamo andando a imbarcarci nell'aereo. Questo qua è stato il viaggio del 3 e 10 d'aprile. Siamo molto contenti che i nostri pazienti sono soddisfatti, che siamo riusciti ad aiutarli, che magari erano un po' incasinati all'inizio, ma tutti quelli che volete partecipare al prossimo viaggio di gruppo, noi saremo lì ad incontrarvi e ad aiutarvi in qualsiasi problema che magari incontrerete. Ciao, ciao! Sei pronto a imbarcarti? Ciao, siamo E vai! per imbarcarci. Va bene, andiamo! Allora ragazzi, noi siamo arrivati in Moldavia, qui dietro abbiamo il pulmino dove ci aspettano i nostri autisti, eccolo qua. Intanto vi volevo presentare Claudio, e lui è il nostro paziente che praticamente è arrivato qua 6 anni fa e oggi ci è venuto ancora a trovare. Siete molto accoglienti, molto socievoli, lavorate bene, tutto bene. Bravi, questa sì che è un'ottima notizia.